Truffe online, raggiri, investimenti sicuri o insicuri, mail che arrivano, phishing, insomma sono tante le insidie del web. Come tutelarsi? Che cosa fare? Jacqueline Tempolin, che è la presidente di Adiconsum del Veneto, ci dà qualche rapido suggerimento, a parte andare all'associazione Adiconsum per raccontare quello che è successo. Esatto. La prima cosa da fare è quella di fare molta attenzione e di proteggere i propri dati personali. Per i propri dati personali intendo i propri dati, insomma, l'identità, la propria identità digitale, nonché anche i propri dati finanziari, quindi anche l'identità finanziaria. Non affidatevi a sms, link, messaggi, mail che arrivano apparentemente dai vostri istituti bancari. Se avete delle criticità, se vedete che vi siano delle criticità o meno, rivolgetevi direttamente al vostro istituto bancario, chiedete se effettivamente vi hanno contattato. Andare fisicamente allo sportello, o telefonate il numero del vostro consulente per verificare che effettivamente siano state inviate delle mail o vi siano stati inviati dei messaggi. Non cliccate nei link sospetti, mi raccomando. Se dovete navigare in internet o comunque in portali o tramite e-commerce, acquistare tramite e-commerce, verificate che i portali, l'e-commerce, i link, nonché gli indirizzi mail siano indirizzi sicuri, quindi che ci sia sempre l'HTTPS // c'è anche un lucchetto verde a volte. C'è anche il lucchetto verde. Che dà maggiori garanzie. Che dà maggiori garanzie. Se vi rendete conto di essere stati vittime di truffa, rivolgetevi subito alle forze dell'ordine, denunciate l'accaduto anche alle associazioni dei consumatori, in modo tale da poter redigere dei reclami, dopodiché se con il reclamo non si riesce a concludere, insomma, il contenzioso, ci sono poi dei protocolli magari di conciliazione piuttosto che dei contenziosi che possono essere seguiti agli arbitrati per quanto riguarda magari anche tutte le truffe che riguardano le banche, le finanziarie, gli istituti postali. Per cui siete comunque tutelati sotto questo punto di vista. L'importante è comunque segnalare l'accaduto. Assolutamente. L'altro rischio sono i siti copia. Siti copia, fate attenzione, i siti copia, verificate che il sito sia quello ufficiale e quindi non sia un sito fasullo, per cui nel momento in cui ci cliccate lo vedete subito se è il sito ufficiale. Non affidatevi a pubblicità. Ecco, o a pop-up che arrivano nel momento in cui navigate in internet e quindi fate sempre molta attenzione. E la denuncia va fatta? La denuncia va fatta alle forze dell'ordine, quindi la polizia, carabinieri, nonché la polizia postale che insomma si occupa di tutte le truffe online. Nel dubbio, come sempre, dicevamo, andare all'associazione consumatori, non vergognatevi, non è una vergogna. Assolutamente. Guarda, solitamente si pensa che siano le persone anziane ad essere diciamo le più truffate, ma non è proprio così, perché anche insomma vediamo che oramai l'età, siamo tempestati da troppe cose, bombardati sotto stress, si può cadere in inganno. Esatto, la forbice insomma si è allargata. Sì. Allora, Jacqueline Tempolin, grazie di essere stata qui con noi, presidente di Consum del Veneto, buon lavoro naturalmente. Grazie. E a voi grazie di averci seguito, alla prossima.